l'accoltellamento del barista avvenuto lunedì sera in Corso del Popolo a Mestre, identificato l'aggressore, un trentenne di origine romena. L'esercente ai nostri microfoni: ogni giorno ho paura a aprire il bar. Sovraffollamento, tensioni e mancanza di servizi. I detenuti di Santa Maria Maggiore hanno scritto una lettera per denunciare la situazione estrema. Stamane, sopralluogo dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. Dopo anni di maltrattamenti nei confronti dei suoi genitori, un trentenne di Spinea ha finito agli arresti domiciliari e accusato anche di rapina. Braccio di ferro sempre più forte a Chioggia tra Lega e Fratelli d'Italia, crisi di maggioranza. Il sindaco Armelao in bilico, poco tempo per ricomporre la frattura. Ryanair riduce i voli al Marco Polo, criticando l'introduzione da parte del comune della tassa d'imbarco. L'assessore al bilancio Zuin conferma la linea già espressa: nessuna retromarcia. È stato approvato il nuovo piano riguardante l'area Marciana e Giardinetti, reali grande soddisfazione espressa dagli operatori del commercio. Tradizione popolare, leggenda, assonanze linguistiche. Oggi per Venezia è il Cao dell'anno, ovvero il Capodanno, la storia di questa antica convinzione popolare tra aneddoti e curiosità. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo con le notizie. In primo piano lo avete sentito dai nostri titoli: video shock dell'accoltellamento del barista avvenuto lunedì sera in Corso del Popolo a Mestre, identificato l'aggressore. Identificato l'accoltellatore dell'imprenditore di origine bengalese di Mestre. L'aggressore è un 32enne di nazionalità rumena residente a Campalto. Eccolo nel video dell'accoltellamento di Corso del Popolo a Mestre. Sono da poco trascorse le 18:30 di lunedì 26 febbraio. L'aggressore urla, impreca ed entra nel bar dopo aver rotto una vetrata. Sono momenti drammatici e concitati. In preda ad una rabbia sconfinata, eccolo dopo aver estratto il coltello che teneva con sé sotto la manica, mentre aggredisce a colpi di fendente l'imprenditore con il cugino e uno dei lavoratori, tutti e tre di nazionalità bengalese. Una partita di 10 giorni di prognosi, ferite alla testa, 4 punti alla gamba e al piede sinistro ancora claudicante, vistosamente sotto shock. A 4 giorni dall'aggressione l'imprenditore racconta quei terribili momenti. Coltello lama quasi di 20 cm lunghezza e questa quando come spende Swiss arriva di proprio col coltello fortissimo. 2 o 3 volte ha fatto per mio cugino, sua giacca rotto e tagliato proprio, sua mano un po' tagliato. Quando ho visto così ho voluto difendere mio cugino. Racconta come ogni giorno, sebbene in preda alla paura per via di criminali, sbandati e pusher, continui a lavorare alzando la saracinesca delle sue attività. Sì, vero, così. Anche è importante paura mio ragazzi di più, perché io non è vado sempre di là locale apertura va a miei ragazzi quando anche loro paura. Loro dice non si può aprire mattinata e non neanche sera. Perché tutti i spazzatori, tutti i drogati gira più di volte questa zona. È ragione per la quale anche lui prenderà parte alla marcia per la sicurezza di Mestre in fase di organizzazione. Adesso è molto problemi per i spazzatori e anche drogati. Importante Corso del Popolo, via Gasperi Goggi, questa zona è Caposena, questa zona più pericolosa. Sovraffollamento, tensioni, mancanza di servizi. Parliamo di carceri perché i detenuti di Santa Maria Maggiore hanno scritto una lettera per denunciare le situazioni estreme. Il carcere chiaramente è sovraffollato e ci sono anche gli operatori carcerari che sono in un numero troppo basso, non sufficiente, devono fare turni oltre l'ordinario per poter garantire la copertura. Visita stamane nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia dell'associazione Nessuno Tocchi Caino con il consigliere comunale Ticozzi e la Camera Penale proprio all'indomani della lettera scritta dai detenuti per rendere pubblica la situazione di sovraffollamento, tensioni con la
polizia penitenziaria e mancanza di servizi, anche alla luce della denuncia con cui un 23enne ha accusato 3 agenti di averlo picchiato selvaggiamente. Il sovraffollamento è il principale problema, è tossico. Anche oggi più di 250 detenuti in 145 posti regolamentari, quindi un carcere che paga il prezzo di una sua stessa illegalità, perché siamo fuori anche dai parametri dello spazio minimo vitale che come Nessuno Tocchi Caino vogliamo risolvere attraverso una proposta di legge in discussione anche alla Commissione Giustizia per cercare di aumentare i giorni di liberazione anticipata rispetto a quei detenuti che hanno tenuto un buon comportamento. Nei giorni scorsi i detenuti avevano messo in atto uno sciopero della fame, poi, si legge nella lettera, sono stati ricevuti dal capo della polizia penitenziaria e dagli educatori, ma non dal direttore. C'è inoltre la questione legata alla sanità. Mancano dottori, continuano specialisti e molte medicine. C'è un uso eccessivo di psicofarmaci. I detenuti lamentano inoltre di non riuscire ad essere ricevuti con continuità dagli educatori e la mancanza di attività. Anche il Comune deve provare per quello che può a dare i suoi contributi per affrontare il tema, per affrontare la possibilità di fare attività di pubblica utilità all'interno della città, per abbassare anche il tasso di recidiva che si ottiene appunto reinserendo le persone per quanto possibile nella società, per cui con lavori socialmente utili ma anche con lavori veri e propri. Per cui ho chiesto con un'interrogazione che il Comune attivi le convenzioni con entrambi i carceri che si trovano nella nostra città. Ancora cronaca, perché dopo anni di maltrattamenti nei confronti dei suoi genitori, un 30enne di Spinea è finito agli arresti domiciliari. Non gli è bastato l'allontanamento da casa, conseguenza dei continui maltrattamenti nei confronti dei genitori, e ora per un 30enne di Spinea sono scattati gli arresti domiciliari. I carabinieri gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare nei giorni scorsi, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e rapina. A denunciarlo sono stati proprio i suoi familiari, ai quali aveva reso la vita un inferno, creando nel tempo un contesto di violenza e ostilità che per i genitori non era più sopportabile. Secondo quanto accertato dagli investigatori, il 30enne li avrebbe minacciati e offesi in più occasioni, costringendoli a rifugiarsi nella loro camera da letto nei momenti in cui andava in escandescenze. In un'occasione avrebbe anche aggredito il padre per rubargli il portafogli e le chiavi dell'auto, motivo per cui, oltre all'accusa di maltrattamenti, gli è contestata anche quella di rapina. Ispezioni della polizia locale in vari negozi e banchi ambulanti tra Canareggio e Santa Croce hanno portato a elevare 14 verbali e multe per 10.000 euro. Le irregolarità riscontrate riguardano principalmente la massiccia esposizione di insegne pubblicitarie, luminarie e di merci, supporti e rivestimenti esterni in violazione al regolamento comunale. Un'azione forte e incisiva che mira a far rispettare i regolamenti andando a colpire chi cerca di aggirarli. Il commento dell'assessore al commercio Costalonga. Questo ennesimo intervento dimostra che i regolamenti semplici, precisi, facili da applicare assieme alla delibera antipacottiglia stanno portando i loro frutti. La politica ora, perché è braccio di ferro sempre più forte a Chioggia tra Lega e Fratelli d'Italia. Crisi di maggioranza al sindaco Armelao, in bilico poco tempo per ricomporre la frattura. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, nella bufera è in discussione. A volere la sua testa da una parte l'opposizione compatta con ai vertici il PD e dall'altro versante Fratelli d'Italia, amico fidato in seno alla maggioranza con Lega e Forza Italia, ma fino al 21 novembre 2023, quando improvvisamente il sindaco, senza alcun preavviso e senza una telefonata, decide di estromettere il suo vice di Fratelli d'Italia, Daniele Tiozzo Brasiola, ritirandogli tutte le 6 deleghe: commercio, attività produttive, SUAP, politiche giovanili, pubblica istruzione e sport, assegnandole a se stesso. Da qui in poi ciò che sembra essere l'inizio della sua debacle. Intervengo solo ora, dopo 100 giorni di silenzio, perché sono 100 i giorni che sono passati dall'estromissione del nostro vice sindaco, Daniele Tiozzo Brasiola, dalla giunta di Chioggia e naturalmente poi dall'inizio di una crisi che solo per la capacità e la volontà di Fratelli d'Italia ad oggi
non è mai arrivata, diciamo, ad un epilogo tragico. Epilogo che chiede senza mezzi termini il PD con il consigliere Lucio Tiozzo. 100 giorni di blocco totale della vita amministrativa, sto pensando al trasporto pubblico locale, sto pensando alle mense scolastiche, sto pensando alle concessioni demaniali. Per questo noi chiediamo che si dimetta e riporti la città, piuttosto che tenerla in una situazione di stallo, la porti al voto. E Mauro Armelao dal canto suo preferisce il silenzio ad ogni dichiarazione. Lunedì prossimo, 4 marzo, sarà il giorno decisivo in cui Fratelli d'Italia chiederà conto sul da farsi a sindaco, Lega e Forza Italia, visto che gli innumerevoli tentativi di conciliazione su nomi, ruoli e incarichi fino ad ora proposti sono andati tutti a vuoto. Perché non comprendiamo l'estromissione non solo dei nostri assessori, ma anche nei confronti di un'intera comunità politica che fino ad oggi e fin dall'inizio non ha cambiato nulla e continua ad essere un alleato corretto ancora oggi, nonostante tutto. Ryanair riduce i voli al Marco Polo criticando l'introduzione da parte del comune della tassa d'imbarco. L'assessore al bilancio Zuin conferma la linea già espressa, nessuna retromarcia. Dopo le critiche della compagnia di volo Ryanair che contesta, come noto, l'introduzione da parte del Comune di Venezia di una tassa d'imbarco di 2,50 € per ogni passeggero in arrivo a Venezia e a causa di questo aumento minaccia di ridurre i voli in arrivo in laguna nella stagione invernale, il Comune non cambia idea nella sua posizione. Trieste ci ripensa, Venezia no. I motivi li illustra l'assessore comunale al bilancio Michele Zuin, che dice: noi non abbiamo nessuna intenzione di entrare in contrasto né con Ryanair né tantomeno con Save. Quello che noi le abbiamo applicato fa parte di un provvedimento dello Stato che ci dava questa possibilità e quindi Venezia ha necessità di curare la città, di poter fare quegli interventi di salvaguardia che le sono chiaramente cari per mantenere una città in ordine. L'assessore ne fa una scelta di campo. Tutelare Venezia, la sua residenzialità o gli interessi economici di Ryanair. È chiaro che noi non possiamo che scegliere la prima opzione, essendo stati eletti dai cittadini veneziani. Non abbiamo intenzione di mettere tasse sulla città, sui cittadini veneziani e quindi abbiamo scelto questo metodo che tra l'altro, ripeto, è dato da una legge dello Stato. L'unica che ne fa una questione di vita o di morte è Ryanair. Per chiudere, Zuin ribalta la questione da un altro punto di vista. Ryanair potrebbe dire ai propri passeggeri: guardate, pagate 2,50 € per il viaggio a Venezia, per imbarcarvi a Venezia e perché aiutate la città di Venezia. Forse sarebbe molto più utile e sono sicuro che i clienti di Ryanair sarebbero contenti di fare questo per la città di Venezia. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3. Proseguiamo con le notizie e parliamo di social housing perché Consulta Civica Veneziana e Sportello Sociale lanciano l'allarme chiedendo all'amministrazione la riduzione del 50% del canone di affitto, ma non solo. Con un ISEE da 6-7 mila o inferiore ai 10.000 euro non riescono a far fronte al caro affitto. Caro affitto che è un affitto che va dai 500 ai 600, a volte anche 700 euro mensili. Abbiamo addirittura 8 casi su 9 a Saccafisola di inquilini giovani, di giovani coppie, i quali non riescono a far fronte al pagamento dell'affitto, alcuni dei quali addirittura ricorrono alla morosità. A fronte di queste problematiche, 15 casi seguiti, i membri della Consulta Civica Veneziana e Sportello Sociale lanciano l'allarme chiedendo all'amministrazione di intervenire sul social housing. 162 provvisori, 2 di questi non spostati dall'alloggio, derivanti tra l'altro da sfratti ed emergenza abitativa. Questa giunta, l'assessore, non prendono in considerazione questi 160 casi, che loro non è che devono dare la casa, devono fare solo il contratto. Per 4 anni non hanno fatto un bando ERP, dal 2015 al 2019 non hanno fatto, e in 4 anni non sono riusciti a sanare
160 famiglie, che sono tuttora provvisorie e che se dovesse cambiare qualcosa in base alla legge 39 si possono trovare anche fuori. Emergenze abitative non viene data una risposta a queste persone. Addirittura alcuni si sono sentiti dire che piuttosto gli pagano un albergo magari a Stino di Livenza, fuori comune, però case non ce ne sono. Molte di queste persone che hanno un ISEE molto basso, una situazione economica molto precaria e si vedono costretti a partecipare a bandi social housing. A questi bandi social housing che, come sappiamo, non propongono affitti praticamente calcolati in base al reddito o all'ISEE, ma propongono affitti calcolati in base solo calmierati, diciamo, rispetto a un libero mercato che è drogato dalle affittanze turistiche. E secondo noi bisogna fare una politica globale. La richiesta è la riduzione del 50% del canone d'affitto, la discussione dell'indicizzazione Istat e per i casi più gravi il passaggio a un canone ERP, anche visto e considerato che gli immobili in oggetto sono nati proprio come classificazione ERP. Approvato il nuovo piano riguardante l'area marciana e i giardinetti reali. Approvata dalla Giunta Comunale la revisione del piano del commercio sull'area pubblica a San Marco e nella zona dei giardinetti reali. Il nuovo assetto consente ai 35 operatori di tornare e ruotare sui 18 posteggi previsti dal piano utilizzando un banco di misure standard che ha avuto l'approvazione della soprintendenza. L'introduzione del banco tipo, fa presente l'amministrazione, permette agli operatori di lavorare in condizioni migliori sia dal punto di vista della sicurezza e del decoro, sia per il rispetto dei regolamenti della leale concorrenza. Allo stesso tempo renderà più semplici i controlli. Per l'assessore al commercio Costalonga l'area marciana avrà un aspetto più ordinato e decoroso. Grande soddisfazione è stata espressa da tutti gli operatori del commercio su area pubblica di Piazza San Marco. Mettendo la parola fine ad un'annosa questione che è durata molti anni, in cui si è lottato per avere la possibilità di una condizione di lavoro più dignitosa e la possibilità di avere un tendalino di copertura che dia agli operatori delle condizioni di lavoro più consone ai tempi di oggi. E alla fine penso che sarà un abbellimento comunque della nostra città e della piazza più bella che esiste al mondo e che tutti potranno godere di questo riordino e di questo ringraziamo ancora tanto il sindaco e la giunta. 1 marzo oggi per Venezia, secondo la tradizione popolare, è il Capodanno. Sentiamo la storia di questa tradizione. Oggi è il 1 marzo, il giorno del cao dell'anno, ovvero il Capodanno per Venezia. Il 1 marzo, oggi appunto, non il 1 gennaio. Gli antichi padri della Serenissima avrebbero fatto partire oggi il conto del calendario da marzo, mese che porta all'inizio della primavera. Spiega perché il consigliere comunale Giovanni Giusto, delegato del sindaco alle tradizioni, nella sua pagina Facebook Occhio che te conto, in cui presenta aneddoti, proverbi, detti e usanze veneziani. Secondo il calendario della Repubblica di Venezia, il Capodanno cadeva il primo giorno del mese di marzo. Coincideva con la fine del periodo più freddo e con l'arrivo della primavera, vero segno del nuovo inizio. Infatti, se contiamo i mesi dell'anno partendo da marzo e non da gennaio, ecco che troviamo traccia in alcuni degli altri mesi. Settembre, 7, settimo mese dell'anno. Ci sono le assonanze, ma c'è un legame forte con il 25 marzo, festa dell'Annunciazione di Maria e giorno, secondo la leggenda, anche della fondazione di Venezia. L'inizio dell'anno era stato fissato il 25 di marzo, giorno della fondazione di Venezia, 25 marzo 421, e secondo una leggenda greca, giorno anche della creazione del mondo. Solo successivamente fu anticipato al 1 di marzo e si presume per una comodità di calcolo. A partire dal 1582 fu introdotto anche a Venezia e quindi anche nel Veneto il calendario gregoriano, quello attuale, e per non stravolgere l'ufficiale computo del tempo nella Serenissima si rese necessario l'utilizzo del termine more veneto, secondo usanza veneta.
Attore di cinema e teatro molto legato a Venezia. Ascoltiamo la nostra intervista a Silvio Orlando. È stato un ritorno molto atteso quello di Silvio Orlando al Teatro Tognolo di Mestre per presentare lo spettacolo Ciarlatani, che ha avuto un grande successo dal pubblico. Silvio, interprete e anche produttore dello spettacolo, è molto legato a Venezia, in particolare alla Mostra del Cinema Ridon. Silvio Orlando, grazie per essere con noi, con gli amici di Antenna 3 e Media Nord-Est. Allora, qui a Mestre perché? È una giovane donna che fa l'attrice, alla ricerca del suo posto nel mondo e contemporaneamente vediamo anche la storia di un regista di grande successo commerciale che però ha un successo che non gli corrisponde fino in fondo e quindi prima di finire la sua carriera vorrebbe fare un suo colpo di coda. Nel cinema l'autore deve fidarsi totalmente del regista perché affida la propria cosa e il regista ne fa un po' quello che vuole, diciamo. Nel teatro è opposto, cioè il regista fa le prove, mette in scena il testo e poi lo affida agli attori, quindi deve fidarsi molto degli attori. Il 7 marzo esce questo seguito ideale di Ferie d'agosto di Virzì, che si chiama Un altro Ferragosto, e questo siamo tutti in apprensione per vedere come verrà recepito questo nuovo capitolo della saga isolana di questi due gruppi familiari così diversi tra di loro e alla fine così simili tra di loro. Io sono arrivato la prima volta a Venezia dopo il diploma liceale e mi ritrovai al Festival di Venezia. Io non facevo cinema ovviamente, non facevo niente di tutto questo, però mi ritrovai al festival, c'era mi ricordo la presentazione del Novecento di Bertolucci. E da quel momento non so come mi ritrovo ogni anno a ritornarci. Poi avendo fatto l'attore col festival ho avuto un rapporto magnifico. E soprattutto mi sono sposato a Venezia. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi ora al Meteo, una buona serata, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al Meteo. Primo weekend di marzo caratterizzato dal maltempo. Un'intensa perturbazione continua a interessare il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di sabato. Sul Veneto situazione piuttosto instabile, cielo molto nuvoloso con precipitazioni intermittenti alternate a locali schiarite in giornata. Limite delle nevicate a circa 1300-1600 metri o localmente un po' più in basso. Temperature stazionarie minime tra 5 e 7 gradi, massime tra 10 e 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto, saranno probabili piogge sparse da deboli a moderate, ma saranno possibili anche dei momenti maggiormente asciutti. Quota neve oltre i 1200-1600 metri. Temperature minime sui 7-9 gradi, massime intorno agli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, saranno possibili deboli precipitazioni sparse, nevose oltre i 1500 metri. Temperature minime sugli 8 gradi, massime sui 14. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.